Se vi do un aggiornamento. Ma noi stiamo ancora lavorando, stiamo stilando tutta una serie di attività da farsi. Ho già dato a disposizione alla Protezione Civile che allestisca un primo campo base con le tende riscaldate e in località Schiavonia. Malato zero, quello No. del milanese. No. Prefettura di Padova, qui si tiene l'incontro tra il Presidente della Provincia e tutti i sindaci della provincia. Ma in queste situazioni ovviamente è ancora più importante che vengano mantenute quelle condizioni igienico-sanitarie che sono, vedete sul sito del Ministero della Sanità o invece di quello della Regione, sono quelle 10 regole che sono state pubblicizzate. Ma guardate, per noi le analisi sono positive, stiamo aspettando la conferma dello Spallanzani. Ho parlato più volte anche con Borrelli oggi pomeriggio, sono 2 cittadini di Boe Euganeo, uno del 42 e uno del 53, se non ricordo male, tra l'altro uno in condizioni critiche. Quindi le indicazioni sono impedire in pratica l'uscita e l'entrata, l'accesso a Vo, che conta tipo 4.000 abitanti, se non vado errato. 1.300, quindi 15 giorni di chiusura totale di isolamento. C'è il fatto che per settimane sono andati avanti a disertare i ristoranti cinesi, a guardare con sospetto ogni cinese o chiunque arrivasse, c'erano anche dei motivi, dall'Oriente. Adesso lo dico con una battuta, stiamo diventando i cinesi d'Europa noi, cioè la gente noi parli di chi sta in Lombardo-Veneto, con buona pace, diciamo. Pensa come si invertono le cose. Ovviamente ha una sorta di gabinetto di crisi informale. Allora, mi ha appena chiamato il direttore generale dell'ospedale e i parametri sono tutti negativi, aspettiamo l'ufficialità, l'ennesima ufficialità, sono contento per il mio cittadino. Ripeto, prima di creare allarmismi dobbiamo essere sicuri, quindi che escano le notizie che il comune di Albettone è il comune del paziente zero e di altre cose mi dà un po' di fastidio. 6:48 minuti primi, i banchi sono molto meno di quelli che troviamo di solito. Appena conclusa la riunione con un centinaio di sindaci e il presidente della provincia. C'è una grande aggregazione di persone, cosa che sarebbe vietata dall'ordinanza. Va bene, ditemi pure. No, ci dica vicepresidente, come sta andando questa riunione, che cosa sta emergendo, che clima c'è tra i sindaci? Beh, diciamo che i sindaci sono abbastanza incazzati, scusate il francesismo, perché vengono a sapere dei casi di contagio dagli organi di stampa e non dai canali ufficiali. Quello che continuano a chiedere è che ci sia un canale unico che venga tenuto dal Presidente della Provincia di Padova, che faccia il coordinamento, quindi meno chiacchiere anche sulle chat, comunicazioni ufficiali, di attenersi ai canali ufficiali. C'è il canale della Prefettura, c'è il canale dell'ASL, c'è il canale della Provincia di Padova, ecco, chiedono canali ufficiali e comunicazioni veloci. Un modello cinese, insomma, più chiuso. Spererei che fosse un modello sicuramente più funzionale. Ecco. Ho sentito ogni tanto alzare la voce, adesso magari facciamo finta che i contenuti non li abbiamo capiti, però di cosa esattamente, su cosa ci si divideva? Ragazzi, non è che ci si dividesse su qualcosa, qui quando andiamo sulla interpretazione, già parlare di una circolare esplicativa che esplica un'ordinanza sarebbe un po' un assurdo dal mio punto di vista. Le informazioni e le disposizioni dovrebbero essere chiare, non dovrebbero servire circolari esplicative. La cosa è complessa, non è così semplice, però se succede come succede a Vo, che c'è l'esercito che chiude un paese intero, non capisco perché adesso sta retromarcia sull'apertura di certe attività. Che anche questa questione che adesso viene fuori, che vengono bloccate le merci italiane e vengono bloccati i camionisti soprattutto della provincia di Padova. I cluster di contagio non possono essere solo italiani, ma in Europa il virus non guarda i confini, il virus è in tutta Europa. Il virus non è sovranista, insomma. Il virus non è sovranista.
Quindi quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo, non spaventatevi, sono sempre io. L'ordinanza, o meglio non reiterando più l'ordinanza che scade domenica, adesso vedremo di capire, fermo restando che poi c'è bisogno sempre di fare un consiglio sanitario provincia, e qui anche l'assessore ridarà anche un aggiornamento sul fronte dei pazienti che abbiamo in cura. La Banca d'Italia stima che questo problema del coronavirus abbia un 0,2% di penalizzazione nel nostro PIL italiano. Padova viene stimato che questa può essere una perdita intorno al miliardo di euro. Il 2 marzo ed è il 21 febbraio che è cominciata sta roba dell'allarme coronavirus. Ci si fa perfino il live, hai capito? È la settimana cruciale questa, chiaramente, non poteva che essere altrimenti. E intanto lo smog, ma che ci frega dello smog? C'è il coronavirus. Stiamo chiedendo se possiamo bere il caffè insieme, io e Davide, quest'oggi. Vediamo, perché ci sono queste disposizioni, diciamo così, semplici da seguire. Cioè praticamente se tu sei in un bar, a meno che questo bar non abbia una superficie di 1000 metri quadri, ma se è un bar normalissimo di una quindicina, bisogna stare, cioè io e te dovremmo parlare a 1 metro di distanza, no? Non parlare a 1 metro di distanza, e al massimo in un locale di 15 metri quadri, che insomma è un baretto dei tanti che ci sono nelle nostre città, si può stare in 3 persone seduti, che non ti pensi di prendere il caffè al banco, seduti. Quindi proviamo. Proviamo? Vedo che c'è già una persona, quindi siamo in 3 ci stiamo? Stiamo entrando un attimo. Proviamo ad entrare. Un cartello, si prega la clientela, di solito è gentile, ma per questione di spazio abbiamo risparmiato il gentile, di mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro. Quindi misurando questo locale, 1, 2, 3, 4, 5 metri, possiamo stare al massimo in 5 in piedi, ma siccome bisogna stare seduti massimo in 3. Si sega per cortesia, prenda il caffè. Loro ovviamente hanno aumentato il prezzo del caffè da banco a seduti, 8 euro. I baristi sono fatti così, e quindi io devo uscire. Ai tempi del coronavirus, come si fa a dare i quotidiani alle persone standogli a 1 metro? No. Così, quindi insomma non incide così tanto sul vostro mestiere? Sì, basta che tu non mi sputi addosso. Sostanzialmente oggi presentiamo un progetto che mi permetto di dire che è unico nel suo genere. Approfittiamo di quello che è accaduto in Veneto e quindi della presenza della comunità di Vo, che abbiamo campionato e testato in toto su mia volontà. Rappresenta forse l'unico progetto dal punto di vista scientifico, una comunità così testata e così, diciamo, ben definita come quella che è Vo. Innanzitutto al governatore io la vorrei ringraziare perché in questa conversazione telefonica che abbiamo avuto lei ha colto immediatamente il valore scientifico della proposta che ho fatto di ricampionare la popolazione di Vo. Fare una seconda fotografia ci permette a questo punto per la prima volta di dare a questo virus, a questa epidemia dei parametri numerici, cioè per la prima volta di stabilire una metrica e quindi prendere delle decisioni non su base emotiva ma su una base numerica. Il coronavirus è ormai diffuso in 91 paesi e territori del mondo, superati i 100.000 contagiati. Le vittime al momento sono quasi 4.000. Europeo ancora l'idea di un piano Marshall, di un piano emergenziale per l'intero continente dell'euro non sia neanche alle porte. Allora qui stiamo rispondendo a una situazione del tutto eccezionale con gli strumenti tradizionali. La zona rossa, Questa non è zona rossa, siamo fuori dalla zona rossa. Metro più, metro meno. Buonasera.
È protezione civile di Teolo, quindi? E da quanti giorni siete impegnati qua? 25 siamo qua. Tanto lavoro avete da fare, no? Parliamo tutte le sere. State voi dalle persone, sono spaventate, sono tranquille, in generale qua attorno, perché poi conta abitare 1 chilometro più in là o 1 chilometro più in qua, insomma, si è liberi o meno. Sono stanche più che altro. Sono stanche. Sono stanche. Tu sei in quarantena? Sei in quarantena? No. Sei solo in vacanza, quindi? Ah, quindi a scuola non ci vai mai? No. E i compiti? Li ho fatti fino adesso. E quindi tutto il giorno cosa fai oggi, scusa? Giochi? Vedo delle amiche e gioco. Come vedi delle amiche giochi? Tu devi stare in quarantena. No. Arrivavano le navi che potevano avere la peste e mettevano 40 giorni in quarantena con l'equipaggio, da qui il nome che viene utilizzato anche per i periodi inferiori. Che preciso che sei, Alberto. Ponte Rosso ok, però la storia è Don Rino che in provincia di Padova a Ponte San Nicolò celebra la messa perché lui dice il mio capo è Dio, non Conte, ed è a lui che rispondo. Mentre il vescovo di Padova continua a fare la messa su YouTube, quello di Rovigo supplica la Madonna. Anche se le chiese, Il varco 3 di Vo, e quindi naturalmente l'accesso è impedito. Allora, guardate come funziona, che viene consegnato questo pacco da parte degli amici e delle amiche che lo consegnano agli agenti di polizia che si fanno da tramite per portare poi alle persone di Vo quanto hanno mandato. La comunità si aiuta. Come va questa prima giornata di... No, guardi. Noi speriamo che la gente stia a casa. Più stiamo a casa, meglio stiamo per la nostra comunità e per noi stessi. Chiusi gli impianti sciistici. Martedì 10 marzo, zona rossa. A tutta la popolazione. Si aggiornano intanto i dati sui contagi con l'ultimo bollettino della Protezione Civile. 18 giorni dopo, la prima vera buona notizia arriva dal paziente 1, Mattia. Il 38enne di Codogno respira da solo. Quella è la fila delle persone che vanno in farmacia, che tengono molto più che 1 metro di distanza di sicurezza. Però, meglio di più che di meno. La fila, la distanza. Però andrà tutto bene. Un paio ce l'avevano già timbrato dal Bisogna avere queste comprovate esigenze, sì. Allora, tipo lavorative. Esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio o residenza. I nostri commissari, i nostri capi ci hanno detto appunto di sensibilizzare, di dirgli che se non è necessario lo spostamento che rimangano a casa. Carcere 2 Palazzi di Padova, come vedete anche qui la Protezione Civile ha allestito una tenda per ospitare eventualmente infettati da coronavirus. Anche nel carcere 2 Palazzi di Padova c'è stata una rivolta durante la serata di domenica. Ore 18, le serrande dei locali che solitamente sono aperti qui nella piazza sono chiuse. Molti esercizi commerciali dovranno rimanere chiusi, tuttavia è lungo, ancora ci sono diverse cose che rimangono aperte. Artigiani, idraulici, meccanici, distributori di benzina ovviamente, negozi di informatica, prodotti surgelati, elettronica, ferramenta, ottica e fotografia, articoli igienico-sanitari, articoli per l'illuminazione, per animali domestici e negozi di telecomunicazioni in genere. Ecco. Passate le 10, questa è Padova, questa è via Roma, una delle vie centrali della città e come si vede non c'è praticamente nessuno. I mezzi pubblici, come è stato spiegato anche qualche giorno fa, hanno la porta, quella vicino all'autista, non è utilizzata e invece si deve salire e scendere solo dal centro. Come vedete non c'è praticamente nessuno che si serve dei mezzi pubblici quest'oggi. Ma lo sai che ai signori, insomma, lo sai che ci invitano tutti a stare a casa? Sì. Lei come la pensa, come la vede questa cosa? Che devo andare a fare la spesa. Che deve andare a fare la spesa. Ma in generale è preoccupato o è tranquillo? Ma senta, io la mia parte l'ho già avuto 86 anni.
quindi qualunque cosa succede va già bene. Ah, lei è fatalista, dice, insomma la mia vita l'ho vissuta. Auguri, eh? Sono già in credito. Vedi? Grazie a voi. Madre, come va? Come stai? Io bene, tu? Come vuoi che stia? Sto qui sempre chiusa in casa, va bene, mi occupo bene il tempo, però... Cosa fai? Come? Cosa fai? Cosa faccio? Faccio inglese a Donata, faccio inglese a Giulia, mi riempiono di feste, qua e là. Tutto su Skype? Poi, come? Tutto su Skype? Sì, anche su WhatsApp mi mandano i testi e faccio io, perché non riescono a fare il compito. Quindi se dovessimo sintetizzare questa cosa degli anziani, che non tutti si vogliono far filmare, cos'è che abbiamo capito? Abbiamo capito che alcuni escono perché sono fatalisti E altri? e altri invece perché non hanno nessun altro che esca al posto loro. Quindi devono per forza esporsi a questo pericolo. Eh sì, necessariamente. E tu come fai con tua nonna? Io l'andrò a salutare dal giardino e lascerò la spesa sul cancello. Così poi si arrangia lei e viene a prendere. Sì, per chi corre? Ah, per chi lavora, capito? Tutta questa questione è legata agli animali di compagnia, hai capito? Vale di più un cane o un pesce rosso? Sostanzialmente noi troviamo in giro o persone molto molto anziane o persone con dei cani. Ho portato fuori in giardino, si intende, il gatto con il guinzaglio. Che avrà molto apprezzato, immagino. C'è un fiorire di immagini su internet di gente che porta in giro animali in maniera improbabile. Sì. A parte quelli che portano i guinzagli peluche, che sono divertenti, ieri ho visto uno che porta in giro il pesce nella boccia. I centri di violenza continuano a essere aperti attraverso queste diverse modalità, ma anche le forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri, tutti coloro che sono sul territorio e la magistratura, nonostante il coronavirus e i limiti ovviamente della tragica situazione che stiamo vivendo, continuano ad essere impegnati in questo ambito. Noi continuiamo come giudici ad emettere misure cautelari nei confronti degli uomini maltrattanti e quindi tutto il supporto che lo Stato deve insieme ai centri antiviolenza poter dare, noi continuiamo a darlo. Per pagare alla cassa è meglio continuare a indossare i guanti e comunque non toccarli. Quindi? Devi aspettare di avere 40. Però se effettivamente... Ma sti soldi quindi come si fa? E non si paga più, si va via senza pagare. Di che si tratta, Dani? Allora, loro sono a Padova, lui è a Padova e suona l'armonica a bocca. Eccolo qua. Un blues. Ognuno ha il suo blues da piangere. Antena si possono fare tanti dolci, è una cosa che fa bene comunque alla salute sempre, alle coronarie credo. Attenzione, informiamo i viaggiatori che in seguito alle disposizioni per la prevenzione e diffusione del coronavirus è prevista una riduzione dei servizi di trasporto sulle linee del trasporto regionale della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tutte le corse sostitutive della linea Udine Sacile previste in programma sono cancellate. Siamo conciati così, vedi, mascherina, abbiamo un quarto di lattice in tasca per qualsiasi evenienza, il berretto che vedi è dovuto al fatto che ho i capelli sporchi, capita anche questo quando si sta in quarantena, e poi se vedi mi sto facendo crescere la barba, la promessa è quella di farla crescere fino al termine di tale quarantena. Se doveva essere una cosa estemporanea, capito? Deve essere un'emergenza del momento, durava un attimo. Ho deciso di compiere un altro passo.
La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria. Ragionando così si pensi che il problema sia solo di quello che è attaccato alla macchina per respirare, è un problema della società e non posso neanche accettare che qualcuno sostenga che alla fine stiamo facendo operazioni per i più anziani. I più anziani hanno più diritto di noi di vivere e di stare bene, perché sono quelli che hanno fatto grande questo Veneto. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. Io questa mattina ho visto sull'Assa, come te, come credo molti, la sfilata dei camion dell'esercito con le bare che si allontanano da Bergamo, no? Forse questo dà l'idea plasticamente dei rischi che ci sono davvero. Proprio nella regione di Wuhan, da dove il virus si è diffuso, si torna lentamente alla normalità, anche se si temono i contagi di ritorno. Intanto come sta? Insomma dai, fortunatamente non ho febbre, la tosse permane, ma non ho febbre, questo è un segno positivo. Un segno positivo. Ecco, volevo sapere, mi scusi se la disturbo, però ho saputo che mi è arrivata notizia che ci sono stati altri 2 decessi questa mattina alla casa di riposo. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Uno era in ospedale e uno era in struttura. Grande preoccupazione perché la struttura è una parte importantissima della nostra realtà. Questa è la lì di Selvazzano, questo è il parcheggio e le persone si mettono a distanza di sicurezza più di 1 metro, diciamo. Ma la cosa interessante, oltre al fatto naturalmente che le persone sono molto ordinate, tranquille e pacate, è che devono aspettare almeno 1 ora di tempo. Vado a comprarmi i giornali in quelle poche sacre edicole che si ostinano a tenere aperte, non avendo un cane da scendere per farlo pisciare e non avendo nemmeno un cortile dove fare una corsetta per raggio di 200 metri, tra poco rientriamo in casa e torniamo in questa magnifica quarantena. Ma tu sei in vacanza o in quarantena? Sei in vacanza o in quarantena tu? In quarantena. E quindi cosa devi fare? Vacanza! Devo restare a casa. Ecco. Devo restare a casa. Perché? Perché sennò prende mio coronavirus, prenderà la multa. No, non posso. Questo. Oppure prendiamo il coronavirus. Io non faccio bene a scuola, stamattina e poi io voglio tanto bene il bambino. E poi io non posso andare a bicicletta, non posso andare fuori, non posso andare là, mutare, non posso fare ginnastica, io sera, che malattia, ciao. Peggio con i bambini, questo lo vorrei chiarire. In fase di interpretazione abbiamo semplicemente detto che se ci sono dei bambini e figli minori, quando un genitore va a fare la spesa, siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire, si può consentire anche l'accompagno di un bambino. Ci riabbracciamo, bambina? Quando sarà finita? Ma quando è che sarà finita, bambina? Spero presto. Speri presto.
Stai surfando? Sì. Cosa hai fatto oggi? Oggi ho fatto il giro in bici, non ho fatto i compiti, ho guardato dei video. Quarantena. I bambini. Qualcuno pensi ai bambini. Io penso ai bambini. Senti, che suga qua. Prima pare che possa andare fuori, dopo non può andare fuori. Dopo che fuori Contage non ho mai detto che potevano andare fuori. 200 metri, 263 passi. Io dico, se giusto, per carità. Non sappiamo un cazzo di questo virus. Meglio essere prudenti, sono d'accordo anche me. Ma i bocce a casa, va fuori di testa. Non può impedire a un boccia di essere boccia. Ti mancano le maestre? No. No? No. Non hai voglia di andare all'asilo con i bambini a giocare? No. Stai bene a casa con la mamma? Vuoi dire un ciao a tutte le maestre? All'inizio era anche contento che fosse finita la scuola, ma adesso noi vedi i suoi amici, va fuori di testa. E se va fuori di testa il boccia, vai fuori di testa anche tu. Allora, prudenza. Però questa è una roba che mi manda fuori di testa. Che tu esci con la prudenza, con le mascherine, con i guantini, con tutto. E se comunque i vicini di casa che ti rompe i coglioni perché sente il bambino ridere. Perché c'è sto pensiero magico che non puoi ridere con la pandemia. Perché il virus ti sente e resta. Dopo che sente ridere, resta perché la pandemia è una punizione. E quindi devi essere punito e devi stare muto, schiscio, triste, far capire che sei pentito. Ma i bambini sta roba non la capiscono. E ora, 200 metri, 263 passi. Ma se il bambino ride, ha sé ridere. Ma i compiti, da quant'è che non facciamo dei compiti adesso, sinceramente, adesso detta così? Ci mandano i compiti. Come, su WhatsApp? Sì. E tu ce l'hai WhatsApp tuo? No. E questo va bene secondo te o no? Tu hai diritto a sì, perché WhatsApp? non è educativo avere il cellulare alla mia età, quindi. Diego, ma tu che pensi di questo Covid? Te fa ridere, eh? Te fa ridere assai il Covid, eh? Non ti fa un baffo a te il Covid. Se fai più forte forse ce la fai, e chi se ne frega, dai. Tan tan tan, tan 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 tan. Come sta andando questa quarantena barra vacanza? Abbastanza bene. Ma è più vacanza o quarantena secondo te? Quarantena. Quarantena, a te la vacanza ti piace in un altro modo, eh? Sì. Ecco. Vabbè, e tuo fratellino cosa dice della vacanza? Lui non dice niente. E lui è felice, vero? È felice, eh? È felice. La mamma è felice? No. No, la mamma e il papà invece non tanto. L'unico veramente felice è il piccolino, praticamente. Cominciamo oggi la nostra ennesima giornata di quarantena lavorativa. Il primo biberon del mattino, mentre io sistemo la colazione. Ci prepariamo adesso per il pranzo, anzi per i pranzi e poi per un sereno dopo pranzo. E i coniglietti poliziotti!
La musica? Il nostro vicino. Ti piace? No. Ma la musica che metto io ti piace? Sì. Beh, bene, per fortuna. La bambina, ma quindi in quarantena è anche sopportare la musica che non ci piace? Sì. Però magari scopriamo canzoni nuove che non conosciamo. Per esempio noi non conosciamo questo che sta cantando adesso. Esatto, però dice troppe parolacce, quindi so già che non mi piace. È importante, mantenere la distanza sociale è fondamentale. Sì, che però è nell'interesse di tutti. Ecco. Però non è che poi questa cosa rischia poi dopo, quando tutto finisce, che siamo distanti davvero? No, ok. Abbiamo bisogno di stare assieme, che non mi dica. Volevo tornare un secondo al 21 febbraio, professore, perché ho fatto questa domanda molto spesso e non ho mai avuto risposta, però da lei confido magari di avercela. Ma prima del 21 febbraio, secondo lei, le istituzioni, la politica, chi doveva pensare a questa cosa, se n'era davvero occupato? Perché noi per settimane abbiamo letto sui giornali la Cina, però poi quando è arrivato qua, come ha detto anche il prefetto, sorpresi di fronte a qualcosa di ignoto. Perché secondo me noi in tutti questi anni eravamo legati a un modello di sviluppo, a dei valori, e in qualche modo ci ha fatto pensare che eravamo quasi invincibili. Quando invece è arrivato, questo virus ci ha fatto capire che in effetti siamo ancora vulnerabili, facciamo parte di questo ecosistema e quindi in qualche modo ci ha riportato a forse essere anche più umani. Attenzione, messaggio a tutti i cittadini. A tutela della salute di tutti, invitiamo i cittadini a rimanere in casa. Pian piano si torna alla normalità, anche le agenzie aprono, i bar invece no. Un rischio calcolato, questo rischio non sarebbe più calcolato se noi aprissimo anche le scuole. Questo però, attenzione, cosa significa? Che rimaniamo inerti? No. Allora, tutti hanno fatto i virologi, no? E allora volevo chiederle, perché non fa per un attimo il politico e ci dice lei cosa farebbe adesso? No, non mi chieda questa cosa. No, guardi, io quello che avrei fatto come scienziato avrei basato tutte le mie decisioni sui numeri, perché poi la scienza è misura. Se non c'è misura non c'è scienza e purtroppo i numeri che abbiamo non sono numeri affidabili, non sono numeri reali, quindi avrei cercato di colmare questa lacuna e poi prendere di nuovo una decisione basata sul rischio, perché il rischio si può misurare, si può calcolare se si perimetrano determinate misure. Ecco, io avrei fatto questo. Poi, a secondo dei numeri che avrei avuto, avrei preso una decisione, però una decisione basata su numeri reali. Bambina, ma ti rendi conto che fra qualche giorno potrai uscire? Sì, Forse. non vedo l'ora. Non vedi l'ora. Abbiamo l'igienizzatore. L'ho acquistato con molta sofferenza, ho anche I guanti. che però ho toccato dal lato sbagliato, quindi sono praticamente morta. Comunque la quarantena non ti ha fatto male, Serena, eh? Ti vediamo bene. Stavo ti vediamo. malissimo già prima, questo potrebbe essere il motivo. Ma se dovessi dare un messaggio alla città, o anche superarla, visto che finisci in quarantena, di qualcosa di pregnante. Andate a vivere in campagna? Giovedì 14 maggio, lockdown finito, fase 2 cominciata. Finita, lo capisci anche dai titoli, perché il santo niente processione e la signora era talmente stufa di averselo tra i piedi che l'ha coltellato. Però non è grave. Siete presto la prima coppia che si sposa durante la quarantena. Vero? Sì, Ma intanto è bellissimo come messaggio. Sì.
Quindi c'è un futuro straordinario di fronte a noi. Anche perché mi aspettavo 27 anni, Ma quindi le sembrava questo il momento? ormai che mi sono prenotato Ma tutto. noi siamo particolari, abbiamo voluto fare. Come si è lavorato nelle ultime settimane? Non si è lavorato. Che sia temporaneo, diciamo. A Venezia ha subito parecchio. Con la 4 novembre molti ristoranti hanno perso frighi, hanno perso materiale necessario per il lavoro, hanno perso poi il lavoro stesso perché gli stessi turisti pensavano che a Venezia ci fosse l'alta marea di 1,90 m, ma è sul medio mare, non 1,90 m, e quindi hanno perso molto lavoro. Adesso che si stavano rimettendo un po' in piedi è arrivata questa che è la peggio di tutti. Cioè la vita torna come prima adesso. Sì, quindi tutti più umani. Possiamo chiudere sta quarantena o no? Facciamola finire, tanto poi riprenderemo ad ottobre, sì, c'è la seconda ondata. La seconda ondata. Di quello purtroppo ridondante nazionale dei morti, ancora oltre 240, se scenderanno ancora si potrà andare più velocemente verso un ritorno a una relativa nuova normalità. Che domanda mi devi fare? Ti volevo chiedere, bambina, sei un po' stufa, bambina? Sì. Tu sei anche fortunata che hai un vicino molto simpatico? Sì, tranne quando mi chiede ogni volta sei in vacanza o in quarantena. Dici che ti stressa un po'? Solo con quella domanda. I keep dreaming of your sweet touch.